Euroregione News. Al Mulinar ridiventa la casa del blues. Parte stasera la manifestazione che presenta i migliori interpreti di blues a Villalta di Fagagna, sulla Udine Spilimbergo, nel locale Al Mulinar. Rocco Burtone e Piero Basaldella ci invitano per diversi venerdì sera alla Casa del Blues. La Casa del Blues è una manifestazione che nasce 6 anni fa, quindi dopo 6 anni, per fortuna, siamo ancora a raccontare che proporremo dei musicisti che verranno a suonare al Mulinar di Villalta di Fagagna. E siccome abbiamo la fortuna di avere il titolare del Mulinar, con qualche difficoltà si è seduto con noi, vorrei che lui mi illustrasse, più che la musica di cui parleremo subito dopo, che mi illustrasse un po' la sua scelta e il suo desiderio di far musica nel locale, perché il desiderio, questa voglia di fare musica non è soltanto dei musicisti, a volte anche dei titolari, dei commercianti, dei gestori dei locali che per fortuna danno una mano alla promozione musicale. Allora, Piero, tu hai cominciato 6 anni fa a fare musica oppure già avevi avuto esperienze in passato? Diciamo che avevo già avuto esperienze in passato, mi piaceva il genere e c'era appunto già dall'inizio la voglia di creare un qualcosa non di nuovo, ma di anche, si può dire, anche di abbandonato, no? E di qualità, perché la gente potesse apprezzare questi gruppi, diciamo, questi professionisti. Ecco, hanno la possibilità di avere dei gruppi che non suonano sempre dappertutto e di avere una qualità anche qui. Infatti hai detto una cosa giusta, il blues, che è una musica tanto apprezzata, che piace tanto, però andando poi ad analizzare il numero dei musicisti e dei gruppi blues esistenti è in misura inferiore ad altri generi, vedi il rock, vedi il jazz, quindi era stato, non dico abbandonato perché il blues è una musica che piacerà sempre, però diciamo non entra in discoteca il blues, ecco. Diciamo che è sottostimata secondo me, perché tutti quando si parla di blues considerano sempre una musica abbastanza ripetitiva e pesante, e invece qui si parla anche si parla sicuramente di storia del blues, ma di rock blues, quindi è una musica, diciamo, un attimino più ritmata, più vivace, accompagnata da batteria, fiati, quindi è abbastanza, ha una bella tensione, ecco. Allora, tu poi quella sera farai anche da mangiare naturalmente, quindi noi proponiamo sempre, dimmi se sbaglio, di venire prima a cena e dopo ascoltare il concerto, quindi come orari cosa consigli? Perché la cena... Ma certamente come orari consiglio comunque come una cena normale anche. Poi se uno vuole prenotare, arrivare un attimino prima, magari dalle 7:30, noi in realtà abbiamo messo le ore 21, no? Però si comincia il concerto verso le ore 10 meno un quarto, 9:30, quindi magari prima mangia e dopo, ma comunque non è un problema anche durante il concerto. Forse mangiare prima, magari poi uno può apprezzare meglio quello che è il gruppo. Allora, adesso possiamo entrare nella programmazione musicale. Vorrei anticipare che i concerti sono 5 quest'anno, che vanno da ottobre a novembre, facendo un salto, una specie di riposo mensile. Diciamo che il 2 di novembre, che è la giornata dei morti, abbiamo preferito saltarlo e cominciare la settimana dopo. Brevemente cito che il venerdì 19 ottobre, quindi il primo concerto, con Jimmy Joe Band. Due parole su Jimmy: è un musicista triestino apprezzato in tutta Italia e in Europa, è uno che ha, diciamo, la mano gentile, la mano educata, vero? È già stato qui ospite qualche anno fa ed è piaciuto molto proprio per questo. È un musicista rock e blues che praticamente non strafà mai, non esagera mai.
Il venerdì dopo abbiamo la signora del jazz Barbara Enrico con gli Short Sleepers, e qui vorrei sottolineare che forse l'avrai letto anche tu, l'hai letto i manifesti, sì? Vorrei sottolineare che abbiamo come ospite Mauro Costantini all'organo Hammond. Speriamo. Come speriamo? Venerdì 9 novembre ci sarà Anthony Basso. Anthony Basso era una promessa della chitarra, un grande chitarrista nonché cantante, non è più una promessa perché ormai è una realtà, è friulanissimo, va in giro in tutta Europa a fare concerti e garantiamo sulla qualità della serata. Poi continuiamo con venerdì 16 novembre Mike Sponza, questo è un artista di fama ultranazionale che viene a suonare in trio, e infine chiude la rassegna il nostro Jimmy Barbiani, che anche qui verrà in trio, salvo perché quando noi facciamo le programmazioni abbiamo sempre gli artisti con il loro gruppo che vengono a suonare, dopodiché ci sono gli ospiti, ci sono le ospitate, ci sono le improvvisazioni, cioè credo che il bello delle serate sia anche il fatto che non si sa bene cosa può accadere, è già accaduto in passato, vero? Certo. C'erano ospiti anche importanti, anche internazionali. Che sono venuti qui e gli è piaciuta l'atmosfera probabilmente, no? Se tu dovessi consigliare una ragione, adesso qua ti prendo la sprovvista, dimmi per quale motivo, o al di là della musica, al di là di te che sei bello, al di là, vabbè, bello e intelligente, le hai tutte, no, però dimmi una ragione un po' diversa, dai, perché devo passare dal Molinare ad ascoltare alla Casa del Blues? Che cosa mi offrirai? Proprio perché l'hai detto tu, è una situazione un po' diversa, abbiamo una qualità nella musica e nel cibo com'è? Super. Beh, insomma, vabbè, non potevi dire altro, però anche il cibo, no? Mi sembra che tu abbia una base che parte dal casalingo, o sbaglio? Sì, parte dal casalingo e rispecchia quella che è la tradizione, diciamo, regionale, tradizionale e stagionale soprattutto, perché adesso si lavora su stagionale. Dove eravamo rimasti? Che per quale motivo devo passare allora? Perché la musica è buona, non mi basta. Perché la musica è bella. Ok, allora invitiamo tutti alla Casa del Blues, ovvero al Molinare di Villalta di Fagagna. Per chi non conoscesse il luogo, è sulla strada Udine-Spilimbergo. Lo trovate per strada che c'è un grande cartello con scritto al Molinare. Ogni venerdì, partendo da venerdì 19 ottobre, ogni venerdì ci sarà musica. La Casa del Blues, grazie. Da Villalta di Fagagna per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.